Ecco, allora, quello che si chiede ovviamente all'imprenditrice proprio iniziando i lavori è la sua testimonianza, perché il progetto della buona scuola nel 2015 puntava insomma, a portare la nostra istruzione al livello delle esperienze migliori. Poi, ahimè, insomma, abbiamo visto anche nel corso dell'anno con le proteste degli studenti, insomma, le cose nel nostro paese vengono sempre un po' applicate all'italiana. E quando dico questo dico anche che ci sono, e lo vedremo questa mattina, dei problemi nell'applicazione delle norme, nel capire i referenti, i responsabili. E allora partiamo da chi, insomma, sul progetto di alternanza scuola-lavoro, così come per quanto riguarda l'apprendistato duale, è una delle parti importanti, insomma, in causa. Quindi l'azienda che riceve al proprio interno degli studenti. Prego. Ringrazio intanto per l'invito che mi è stato, per l'invito e per l'opportunità di poter parlare e di portare la mia conoscenza e la mia esperienza. Allora mi presento, sono Susanna Zorzi e assieme a mio fratello Mirko continuiamo l'attività cominciata da mio nonno di una ditta di impianti elettrici a Padova. Noi siamo della metalmeccanica, un settore un po' particolare della metalmeccanica, in quanto facendo impianti elettrici lavoriamo all'esterno della nostra azienda perché i servizi li facciamo presso il cliente. Io faccio alternanza scuola-lavoro dal 2000 perché come mamma, come cuore, ho sempre visto oltre che come imprenditrice. E quindi fin dal 2000 io ho cominciato a dare la possibilità alle scuole professionali che me lo chiedevano di avere uno o due allievi che alla fine del percorso scolastico venivano in azienda da me, si facevano quelle 4-5 settimane per capire cos'era il mondo del lavoro. Da questa esperienza posso dire che è stata molto positiva perché a tutt'oggi, dal 2000, io ho fatto fare un percorso di apprendistato, di operaio comune, operaio qualificato, adesso è un capocantiere, quindi nell'arco dei 18 anni questo ragazzo è cresciuto in azienda e questa dualità, questa alternanza scuola-lavoro è servita a lui e anche a noi per capire com'era il ragazzo e per dargli questa opportunità. Continuo a dare l'alternanza scuola-lavoro, ho continuato anche dopo il 2015. Purtroppo, ahimè, quest'anno ho dovuto dire di no alla scuola perché non è chiaro per la sicurezza quanto la mia azienda può rischiare. La scuola mi dice che i ragazzi sono assicurati, che hanno i DPI base, che hanno la formazione, ma non mi danno niente in evidenza. E io sinceramente non me la sento di rischiare di prendermi in azienda dei ragazzi che il mio personale comunque anche negli anni precedenti seguiva e stava attento alla sicurezza, però è un attimo, i ragazzi non hanno la più pallida idea secondo me di cos'è la sicurezza, perché il mio è una sicurezza ad alto rischio e non sono convinta che la scuola dia questa formazione, quindi quest'anno ho dovuto dire di no. Io chiedo se c'è la possibilità, perché io vorrei continuare a dare questa alternanza scuola-lavoro ai ragazzi, a dare questa opportunità, perché ci credo, ci ho creduto quando non era obbligatorio e ci credo adesso che comunque la scuola ha l'obbligatorietà per i ragazzi. Quindi chiedo a voi di darci la possibilità, di darmi la possibilità di essere più tranquille, di avere delle cose più sicure per la sicurezza di questi ragazzi che vengono in azienda da me. Grazie.